Una notte, stevi già con gli occhi chiusi, quando in scuro sentettimi chiamare. John che, diceva la voce, chiedo scusa, ma m'hanno detto di venire a pigliare. Sempre con gli occhi chiusi, in mautaia, veretto in faccia un muro una lucilla, e dinda luce una cosa bella assai, un cuore trasparente con due scelle. Pozza sapere come cassa in partenza? Si domandai facendo pizza a risa. Viri non mi fa perdere la pazienza, mi rispondette. Si è atteso in paradiso. E senza capire né come né perché, volai in cielo, o cuore scella e io. Di certo cuore, cammina appresso a me, ma parli chiana, stai rinda casa via. Trasetta, ma così indano per torno. Attorno a noi tutto brillava l'ora. Quando arrivaimo al centro in un salone, sbattendo le scelle, se ne volai un cuore. Appena fui rimasta soltanto io, a cominciare a pensare che questo è un influsso, ma sto suonando e stare in da poesia che giù di Ferdinando Russo. Ma all'improvviso intronai una voce forte. Ma qua poesia russa vai trovando? Guarda che qua chi t'ha portata è a morte. E si è venuta, l'ha fatta al mio comando. Zitta stettissa, e zitta stetti pure, per 2 minuti. Poi io provai a parlare. Oddio, ho fatto che da questa altura a capo ma comincia già a girare. E poi ho tanto da fare a casa mia. Ha già cominciato la fontana, porto, forno. John che, dice la voce, dancia a Dio, perché gli trase qua, a rete non torna. E se moglie mi chiama, non ci stai. E se Daniele mi vuole, se fa coraggio. E se mi chiama Vicenza, e come sai? E se mi cerca Maria si arrangia. E vabbè, parlammo almeno di vacanza, che in Paravisa non ci stanno ferie. Ma voi me lo date ogni speranza. John che, ma vuoi capire che ho fatto seria? E poi, sapesse quanta lavoretta stanno in sospesa in tuo Paravisa. Se è rotta la seggia mia, o tavolinetta, io lampadario non si mantiene a Pisa. E mica tengo tempo di fare miracoli per conciare stufa elettrica, a TV. Se sull'altare ci sta azzeccando una sproccola, questa è una cosa che la puoi fare tu. Vabbè, sì, ma, pardon, signor, scusate, ma quando sento che i miei stanno chiamando, pensando che hanno a fare ricorso all'ata, non riesco a vaccunciare nemmeno scanna. Perciò non mi recite che son sista. Non per massina per trasire dei suoni, facendo apposta che non mi avete vista. O potreste farà, non vi fa danno. Ok, John che, ma senza esagerare. Mi raccomando, ma poi fatica buona. Se non permesso tu venga a ritirare e dopo sotto l'ora te ne adduona. Da allora, se vi serve un po' d'aiuto, basta che mi pensate, io vengo in pressa. Esco dalla mia tomba, zitta e muta, e trasi in dei suoi nostri. C'ho il permesso.